Salve mister, eccomi, in bocca al lupo innanzitutto. Nel 2019 Napoli-Liverpool aprì la fase a gruppi di quell'epoca e c'erano 38.000 spettatori allo stadio. Domani invece sono previsti quasi 60.000 e questo significa che il suo Napoli ha riconquistato, ha fatto rinnamorare la gente, lo conferma anche il campionato, i dati del campionato. Lei prima diceva che in Champions le palle morte diventano vive all'improvviso. Allora le chiedo quanta vita può dare questo stadio alla squadra e quanta vita può dare la squadra alla gente. Ma noi sappiamo della passione dei nostri sportivi e possiamo fare anche un confronto a livello di pubblico, che loro hanno uno stadio bellissimo che canta quando ci si gioca e si sente forte, ma domani sera l'urlo dei Champions lo sentiranno anche da Anfield, perché il pubblico del Maradona farà vedere che tiene ai colori della propria squadra, della propria città, che vuole bene ai propri calciatori e quelli come noi che vivono la città, che abitano in città, che vengono quotidianamente a attraversare le strade di Napoli, sono obbligati a recepire questo messaggio di affetto, di amore, perché te lo iniettano dentro senza che tu faccia niente. Ecco, per cui sarà bello vedere i calciatori lottare come dicevamo prima, con muscoli, polmoni, perché quando tentano di tenerti sott'acqua ci vogliono polmoni grossi, e testa per essere lucidi poi da andare a fare le scelte in queste giocate ad alta velocità. First of all, best of luck for the game. In 2019, when Napoli entertained Liverpool, there were 38,000 at the stadium. Tomorrow night, 60,000 are expected. That clearly shows that once again that the fans have fallen back in love with the team, and that's down to the season you had last term. You mentioned that a ball that can appear dead and buried in the Champions League can suddenly spring back to life. How much life can the team give to the fans and vice versa? We're well versed in the passion that the fans have for this team, and I think if we compare the Stadio Maradona with Anfield, obviously at Liverpool home games they sing a great deal. You can really hear their chants and their songs when they play. But tomorrow night, when the Champions League anthem comes to an end, they'll be able to hear the crowd say the champions as far as Anfield, because the Maradona crowd show the passion that they have for these players, for this city, the love that they have for this football team. And those of us that live in the city, when we cross the streets, it's impossible not to pick up on this message, this feeling of love that the fans and the citizens have for this team, because it's almost injected into your veins without even your knowledge prior to it. But as I said, we're excited that the players can compete with their muscles, with their lungs, because we're going to need big lung capacity when Liverpool try and hold our heads underwater. And above all, we need to have clear heads to make sure that we make the right choices in the fast-paced environment that is a Champions League game.